Salve a tutti ragazzi, come ben sappiamo stiamo vedendo il cammino di questo mostro, in effetti, questo uragano che si chiama Dorian, che sta colpendo gli Stati Uniti. In questi giorni abbiamo fatto un sacco di video su questo uragano e stamattina si è abbattuto sulle Bahamas, facendo davvero, ragazzi, un casino esagerato. In effetti più di 6.000 persone stanno sott'acqua, proprio una cosa mai registrata nell'Atlantico. Pensate un po', le autorità dichiarano situazione catastrofica. Purtroppo già ci sono le prime vittime, ragazzi. Purtroppo sull'acqua già si vedono purtroppo i primi danni, diciamo così, chiamiamoli così. Quindi ci sono davvero condizioni estreme. Tutta la gran parte dell'isola, ragazzi, è sott'acqua, quindi dopo, diciamo, questo è il secondo uragano più forte che mai registrato dopo Allen nel 1980. Addirittura il primo ministro Hubert Minnis ha dichiarato al mondo: pregate per noi. Pensate un poco che sta succedendo lì, qualcosa di inimmaginabile, diciamo così, la parola più adatta forse. Il Sud Carolina è stato evacuato per intero, sull'intera costa, per l'arrivo di questo Dorian, così lo chiamano. Quindi l'ordine più o meno è l'evacuazione di 1 milione di persone, ragazzi, quindi non da poco. Quindi stanno evacuando 1 milione di persone diciamo, nel sud della Carolina. Quindi diciamo che perfino Trump dice: preghiamo per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d'ora da un uragano di categoria 5, con venti, ragazzi, di oltre 360 km orari. Cioè, vi rendete conto? Cioè, 360 km orari. Pensate che forza tiene questo uragano, e come abbiamo già visto, diciamo, nel mio video di ieri sera, sta prendendo ancora più forza queste cose. Quindi basta che non bisogna raggiungere un'altra categoria, come già avevo detto ieri. Quindi diciamo che l'uragano è al momento sulle Bahamas e steso in Florida per la giornata di lunedì. Diciamo che l'allerta è scattata in quasi tante stati, diciamo, degli Stati Uniti, inclusa Jacksonville. Quindi voli cancellati, ragazzi, circa più o meno sui 1.000 voli sono stati cancellati in Florida, scuole chiuse. Quindi giustamente ci sta l'allerta in tutto e per tutto. Quindi tutti i voli, diciamo, che saranno diretti dall'Italia verso Florida e queste zone qui saranno tutti quanti cancellati. Quindi se qualcuno di voi in questi giorni deve partire per questi posti, ragazzi, potete star sicuro che per ora non si parla di arrivare in Florida, tipo Bahamas. Quindi tutti i voli sono stati cancellati automaticamente. Quindi secondo me vi faranno un altro biglietto, non per ora comunque. Quindi ragazzi, quando è stasera alle 10 faremo un altro aggiornamento come ho fatto ieri col meteo, per vedere che succederà, se aumenterà ancora o no di potenza. Quindi ci sentiamo più tardi con qualche altro video. Poi stasera verso le 10, come ho fatto ieri sera, facciamo una diretta in tempo reale su Dorian, dove sta, col mio modello meteo, delle fotografie, e vedremo giorno per giorno, diciamo, dove sarà. Quindi credo che possiamo vedere fino a dopodomani. In effetti avevo fatto per 3 giorni, ieri, oggi e domani. Voglio vedere dopodomani dove sarà. Quindi quando è stasera poi lo vedremo. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pomeriggio e come al solito ci facciamo un bel caffettino e si riparte. Ciao a tutti.